Un coro a tenore è un gruppo sociale, un gruppo di persone che si incontrano e costruiscono qualcosa insieme, qualcosa in cui ciascuno mette del suo e per il quale rinuncia a un po' della propria individualità. Nel tenore ci si tocca, spesso si canta abbracciati, i visi si sfiorano, quindi si canta con gli amici di sempre e i nuovi amici, quelli che attraverso il canto si impara ad apprezzare e a stimare. I contesti nei quali si canta sono dunque quelli frequentati dai gruppi di amici, primo fra tutti il bar, Suzzilleri. Suzzilleri è un po' la palestra del canto a tenore, la fucina in cui nascono le nuove formazioni e nella quale il canto si tramanda e si rinnova. Per alcuni il termine tenores de zilleri, tenores da bar, ha un'accezione in parte negativa, come a dire è facile cantare in Suzzilleri, tra amici. Diversamente dal palco si può sbagliare, stonare, smettere e ricominciare. Per tanti altri vale il contrario. Nel contesto del bar si può sentire il canto vero, quello spontaneo e non condizionato. Quello nel quale ci si può sfidare o incontrare, giocare, nel quale si può dare il massimo, esprimersi liberamente senza paura di sbagliare, improvvisare, creare. In tutti i paesi della Sardegna, ma in particolar modo in quelli dell'area centrale, sono molto usuali sas rebottas o ispuntinos, incontri conviviali tra amici che si organizzano spesso in cantine, locali seminterrati o garage, ma anche in sedi di associazioni, compagnie di caccia, società sportive o altro ancora. In questi contesti si sente spesso cantare a tenore. Cantare non è qui uno spettacolo al quale assistere, è un modo di stare insieme, di comunicare, di offrire qualcosa agli altri, di godere della musica, del cibo, degli amici. Come è noto, la Sardegna centrale è più di ogni altra cosa terra di pastori. Ritrovarsi con alcuni amici in ovile è un qualcosa che ogni tanto avviene. Se l'ovile è vicino al paese ed è facile da raggiungere, può essere quello il luogo deputato agli incontri di un gruppo stabile di cantori, la loro sala prove. Lampesa chi in su coro a pallegria, chi sturdo e gusta sarda, imbriaghera. Tra i luoghi deputati al canto occupano un ruolo di assoluto rilievo le cantine private. Specialmente in alcuni paesi esse sono la principale alternativa al bar come luogo di ritrovo del gruppo di amici. Ma il contesto forse più importante è rappresentato dalla festa paesana. 3 o 4 giorni nei quali l'intero paese si raccoglie intorno alla figura del santo per pregare, per celebrare la sua festa e affermare la propria esistenza in quanto comunità. Se le messe in onore del santo, la processione con i costumi e i cavalieri sono al centro delle celebrazioni religiose, gli spettacoli serali costituiscono il fulcro dei festeggiamenti civili. Appuntamento d'obbligo è la cosiddetta serata folk, animata dai gruppi folcloristici di ballo sardo locali e provenienti da altri paesi della Sardegna, che si alternano con i tenores, anch'essi in parte provenienti da altre comunità. Gli appassionati del canto a tenore occupano le prime file davanti al palco, attenti, critici, entusiasti quando a cantare sono i loro beniamini locali o è il turno del tenore più noto, più famoso, del quale sono veri e propri tifosi. Ma è nelle barraccasa, i chioschi in cui scorrono fiumi di vino e di birra, che durante tutto il giorno e fino a tarda notte si incontrano i cantori. E il canto a tenore risuona forte nel suo ambiente ideale, tra la sua gente. Su che luvi di festa cantano già funesta, avventurosa broinsos con su dia.
chi sorgens custodie non fidigno su mondo de godire giugundu un'anima amorosa goieste. Sa giustizia divina va tu dande su che lua cittadina.